E come spazi e rubriche settimanali di Gnovis dal Mont. I furlans che si chiatin in l'emisferi austral, ben di sotto dall'Equador, a sondaura vivi la stagione invernale. Proliferin si che dunque gli appuntamenti ai fogolars a insegne de polenti. In Argentina il centro di Furlan di Santa Fe ai 30 di giugno l'ha celebrato il 73esimo anniversario dell'associazione d'Utun con la 14esima edizione de Fieste de Polente, create di Aida Molina. Anime dal Fogolar che gli è stato anche presidente. In sede storiche dal Fogolar il presidente Daniel Angel Gon all'avvierte l'avvenimento cul tradizionale cul spali. Cultai tradizionale con spali, ritual che all'estate ripetuto dopo con curiosità dai partecipanti di tutti gli età. E sempre in provincia di Santa Fe si muovono di 150 km per arrivare a sede della famiglia furlana di Rosario, dove che ai sedi di lui si è tenuta la fiesta de polente di amicizie, che è più importante dell'associazione furlani ideata più di 20 anni fa. Quasi un'ottantina di ospiti si unì ogni anno ai soci dal Fogolar per cercare il plat tipico che passa una giornata di furlanettat pure. All'avvenimento ieri in presenza anche il consul generale d'Italia Marco Bocchi, il deputato Franco Tirelli, il rappresentante dal CGIE Mariano Gazzola, il presidente dell'Associazione Calabrese e tanti altri rappresentanti locali. E coi Prince Frez, anche in Uruguay, in Tessetiasis Furlani, si cucini in lis primis polentis, in preparazione de fieste de polente che si tignerà ai 4 di agosto a Chiasi, Italia. Il presidente Furlan, de Famiglie Furlane di Montevideo, Bernardo Zagnel, allasse l'arte de polente ai nevoz, visant che se il nonno non conte e il nevot non scolte, si pierde il fil de tradizione e de sapienze. E anche parusgnot alle dut gnovis al torne lunis di sere, sempre a nuf mancul vinc. Buine serate a tutti e mandi.